Nella giornata di oggi, 25 novembre, la giornata contro la violenza sulle donne, voglio parlarvi del mio romanzo, La seminatrice di coraggio. Il titolo già dice molto, il coraggio di dire no, di ribellarci ai soprusi che colpiscono le donne sin dalla storia dei tempi. Nello specifico la mia storia parla di un volontariato femminile, chiamato appunto della Federazione Nazionale delle Seminatrici di Coraggio, che coinvolge le donne da nord a sud e muove le mani di moltissime donne, di moltissime volontarie in favore della solidarietà verso gli uomini al fronte, ma anche e soprattutto verso la comunità di donne che riunitesi riescono a trovare il coraggio di andare avanti, di riuscire a superare comunque sia le prove della guerra, che non si rivolgeva soltanto al fronte, ma anche alle donne che rimanevano a casa da sole in assenza degli uomini, e soprattutto il coraggio di ribellarsi ai soprusi della mafia che in quel periodo cercava di dominare il mercato nero e ovviamente anche la gestione delle terre. Nella fattispecie la mia protagonista, Maria Roccaforte, è una giovane maestra che riesce, attraverso una nuova concezione di emancipazione femminile, a coinvolgere le donne di Borgo Bonaventura, un gruppo di contadine che riescono a trovare, attraverso la chiave dell'istruzione, la libertà che si intende come una libertà di scelta, di trovare appunto quel coraggio nato attraverso le ferite, di superare le prove che il periodo richiede e di andare avanti e trovare comunque sia un seme di speranza che spero di riuscire a trasmettere attraverso questa storia.